Buonasera a tutti, bentornati al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. E diciamo che oggi è un incontro veloce, però innanzitutto volevo chiedervi come state, come avete trascorso queste altre feste. So che sicuramente sarete stati impeccabili. So che avete sicuramente seguito tutti quei consigli che ostinatamente vi continuo a dare. Vi sarete idratati in modo adeguato, sarete stati il più possibile a regime nei giorni non proprio di festa, e quindi avrete affrontato tutto con più serenità. Ci sta anche che magari dopo tutti questi giorni un po' vi sentiate un po' destabilizzati, no? Proprio perché cominciano a subentrare i primi dubbi, no? Il peso sulla bilancia che magari è aumentato, naturalmente non per massa grassa, ma per un po' di ritenzione di liquidi. Vi comincerete a chiedere se effettivamente i consigli che vi ho dato sono stati seguiti in modo corretto o se avete magari esagerato. Cominciano i primi sensi di colpa e qui diciamo che è un cane che si morde la coda, non riuscite a rimettervi in carreggiata. Ecco, perché questo video oggi? Questo video non è altro che per sensibilizzarvi un po'. Ci siamo chiesti con la Mangano, con Antonella, come potevamo fare per incentivare un po', per far sì che ci sia un pochino di più interesse verso la nutrizione, no? Verso una nutrizione sana, corretta. E quindi cosa abbiamo pensato? Ci siamo messi a tavolino e abbiamo pensato di impostare un check-up nutrizionale. E per tutto il mese di gennaio, per tutti i seguaci della Mangano, ci sarà uno sconto ulteriore, e quindi avrete questo check-up nutrizionale che comprenderà una valutazione della composizione corporea attraverso la bioimpedenziometria, quindi vedremo effettivamente come siete, in che situazione attuale siete, e faremo un'anamnesi fisiologica, patologica, quindi personalizzata, e da lì vi stilerò dei consigli per far sì che possiate un attimino rimettervi in carreggiata. E quindi ci tenevo a presentarvi questa promozione che sarà valida per tutto il mese di gennaio. Sicuramente dobbiamo un attimino pensare che così come facciamo prevenzione per le neoplasie, per le patologie autoimmuni, per tutte quelle, per le patologie degenerative e quant'altro, è necessario fare prevenzione per quanto riguarda tutte quelle patologie metaboliche che esistono, no? Quindi quelle patologie croniche, no? Le nostre patologie del benessere, quelle occidentali, come per esempio il diabete, le dislipidemie, l'ipertensione, che portano purtroppo a problematiche poi differenti e più importanti. Quindi vi consiglio di fare prevenzione anche sotto questo punto di vista, perché avrete sicuramente dei benefici. Quindi mangiare in modo sano, in modo equilibrato, seguiti da un professionista del settore che vi aiuti e vi consigli. Che vi guidi in questo percorso, che non vi abbandoni. Quindi è importante che ci sia questa sorta di fiducia reciproca. Quindi io vi aspetto, per ulteriori informazioni potete scrivermi sulla mail lorenza.siciliano@gmail.com, sulla pagina Facebook, o sul mio WhatsApp. Il numero lo trovate direttamente su Facebook. Quindi vi ringrazio, vi auguro buona serata e speriamo che la situazione migliori e che possiamo riabbracciarci un po'. Buona serata.